Ben ritrovati a Mesedeke Sitake. Anche oggi faremo una ricetta friulana, antica, che ho scovato in una biblioteca. Faremo i pandoi di squette, per cui con il fevele furlan, focaccine alla ricotta. A tra poco! Gli ingredienti che ho preparato per fare i pandoi di squette sono appunto squette, la ricotta, 60 g di formaggio montasio stagionato e grattugiato, 3 uova, sale e pepe, 2 etti e mezzo di farina. Facilissimo. Cominciamo amalgamando la farina con la ricotta in una ciotola. Quindi 2 etti e mezzo di ricotta, 2 etti e mezzo di farina. Tutto assieme e mescoliamo. Una volta che abbiamo amalgamato un po' la ricotta con la farina, battiamo 3 uova in una ciotolina. Le battiamo leggermente con una forchetta in modo che si amalgamano con più facilità. Ormai avete imparato a conoscermi, sapete che io sono per la cucina tradizionale, semplice, ma anche facile da fare. Il primo impasto che otterremo sarà un pochino appiccicoso, ma siccome poi lo dobbiamo stendere con il mattarello sulla spianatoia, la farina che servirà in più la aggiungiamo dopo. Aggiustiamo con un pizzico di sale, un po' di pepe, il montasio grattugiato stagionato, alla fine aggiungiamo un trito di salvia. Ne basteranno 3-4 foglie, dipende anche dalla misura di salvia che avete. A me piace che si senta un po' il sapore, ne ho messe 5, ma sono foglioline piccole. Una volta che avete tritato la salvia sottile sottile, mescoliamo anche questa all'impasto. A questo punto l'impasto è bello consistente, siamo pronti per stenderlo con il mattarello. Eccoci, a questo punto diventa un po' faticoso mescolarlo con la forchetta, quindi infariniamo il nostro piano di lavoro. E ci rovesciamo sopra l'impasto. Nel frattempo il forno si sta scaldando a 200 gradi. E anche questa cosa del forno, io per abitudine uso il ventilato, quindi quando vi parlo di temperature sto usando un forno ventilato. Come consistenza somiglia un po' alla pasta degli gnocchi e la lasciamo anche piuttosto morbida. Non c'è lievito, ma le focaccine rimarranno comunque morbide.
Il panetto è pronto, lo appoggiamo da un lato sopra un pizzico di farina, ne prendiamo una parte e la stendiamo con il mattarello. Quindi farina sotto, farina sopra. Gli diamo uno spessore piuttosto regolare, di circa 3-4 mm, così, e ne ricaviamo dei cerchi da 7-8 cm. Questo che ho io è da 8. Così. A questo punto prendo la mia solita teglia da forno, come al solito ricoperta da carta forno, e vi adagiamo le focaccine, un pochino distanziate tra di loro, non serve tantissimo. La teglia è pronta, vanno finiti con un pizzichino di sale, se vi piace anche un pizzichino di sale grosso, ci sta bene, e un pochino di pepe. Li inforniamo fino a che diventano belli dorati. Queste focaccine, appena sfornate o comunque ancora tiepide, saranno un ottimo accompagnamento al classico antipasto friulano. Controlliamo, stanno andando benissimo, ancora 1 minuto o 2 e ci siamo. Dopo circa 10 minuti di cottura avremo le focaccine pronte. Per l'ospite che sta arrivando le dispongo così su un piattino. Le condisco con un filo d'olio. E l'antipasto friulano è pronto. Per preparare i pandoi di squette ci serviranno 250 g di ricotta fresca, 250 g di farina, 3 uova, 70 g di montasio stagionato, 4-5 foglie di salvia, sale e pepe. I pandoi di squette si stanno raffreddando, o meglio intiepidendo, così glieli faremo assaggiare tiepidi. Nel frattempo è arrivato l'ospite di oggi, Giorgio Milocco, regista. Ben arrivato. Ciao Tiziana, grazie a tutti per l'invito. Grazie a te. Allora, Giorgio, ti abbiamo voluto qui con noi perché in Friuli abbiamo delle realtà molto belle, tra cui anche dei registi. E volevo parlare in realtà tu racconterai di te ai telespettatori, perché il tuo percorso di regista è veramente ampio, variegato, lungo e interessante. Ti va di cominciare un po' dagli inizi, da come ti è venuta questa idea di diventare regista? Assolutamente. Il fatto che il percorso sia molto lungo mi fa anche riflettere sul fatto che io inizi ad avere una certa età, devo dire, no? Però in effetti è molto lungo perché lavorativamente ormai supera i 20 anni e dopo i 20 anni ho iniziato a smettere di contare gli anni, però 20 da poco, insomma, 20 e qualcosa. Mentre invece la scintilla è scoccata fino da bambino, cioè sono sempre stato attratto, non so per quale motivo in particolare, ma sono sempre stato attratto da questa forma d'arte che è il cinema. E fin da piccolo io ricordo che con una finta cinepresa fatta di una scatola di cartone con un buco che avevo fatto dirigevo alcuni amici in film western improvvisati, cose di questo tipo, no? Sì. E mi immaginavo le scene perché non avevo nemmeno né una pellicola né una cassetta sulla quale imprimere queste immagini, non avevo una telecamera.
Ma sono belle queste cose nate da bambini, perché io facevo le torte per le mie bambole con il dolce forno, quindi è bello. Esatto, vedi, infatti, no? Quelle sono le cose perché alla fine uno, se vuole arrivare da qualche parte, per forza deve avere una passione dentro, no? Cioè, penso che almeno per quanto riguarda il mio percorso, la passione ha giocato un ruolo fondamentale, perché è stato un percorso lungo e anche complesso, che mi ha visto, voglio dire, anche faticare, beh, fatico tuttora, voglio dire, ma è un percorso duro, non è un percorso facile, e c'è solo la passione che può tenere in piedi un sogno, altrimenti uno dice, vabbè, vado a lavorare, non so, in posta, con tutto rispetto per i lavoratori delle poste Certo, italiane. qualcosa in cui non hai proprio una responsabilità diretta. La Esatto. passione veramente mantiene in piedi tanto. Esatto. I momenti più difficili che si possono incontrare, no? Non dico solo nella tua passione, ma oggi parliamo di te. Il tuo primo approccio, nel senso, ti sei presentato da qualcuno e hai detto voglio fare il regista. Come è partito? Allora, è un percorso che ha più strade parallele, proviamo a capire di fare ordine, nel senso che a parte la passione che mi porto dietro fin da bambino, succede che io poi ho fatto un corso per telecine-operatore nel quale, parlo di più di 20 anni fa, ho conosciuto il mio attuale socio e con il quale ho fondato una società che a suo tempo si chiamava Quasar, ora si chiama Quasar Film se si parla di cinema, settore cinema, o Quasar Corporate se si parla di spot TV o Certo, web. perché la tua attività è molto variegata, infatti mi piacerebbe toccare alcuni Esatto, punti. quindi cosa succede? Nel corso degli anni io e il mio socio siamo cresciuti con questa società, fortunatamente. E parallelamente abbiamo portato avanti appunto varie cose però, nel senso che il nostro lavoro è fatto in parte da spot TV e spot per web, per vari marchi, no? Italiani, marchi nazionali, marchi internazionali. Negli anni questa cosa cresce ed è sempre di regia si parla, però è un altro ambito, è un ambito più semplice. È un ambito non semplice, non è la parola giusta, ma è un ambito più semplice dal punto di vista, parlo dal punto di vista pratico. C'è un cliente o un'agenzia che ti chiama per portare un prodotto. L'aspetto invece cinema è più complicato. C'è un soggetto che deve prendere forma, che deve diventare trattamento, sceneggiatura, che poi deve trovare dei finanziamenti, già lì deve trovare dei finanziamenti per fare quel percorso, deve poi trovare dei finanziamenti per diventare film. E sappiamo quanto questo in Italia è, cioè sappiamo, io lo so perlomeno Certo. che il mio lavoro in Italia sia difficile, sia un percorso lungo, fatto di strade tortuose. Quindi cosa succede? Succede che io sono partito dagli spot e li continuo a fare tuttora, sono cose che faccio con passione e parallelamente porto avanti anche il discorso cinema e quindi qui ci sarebbe tutto il discorso da parlare dell'ultimo corto, del successo che ha avuto, ma se vuoi ne parliamo. Ma ancora prima ho fatto anche TV e infatti adesso vedendo queste telecamere penso a tutte le cose di TV che ho fatto e sono partito ovviamente come tiracavi, no? Uscito da questo corso, Gavetta, no? gavetta. Ho fatto tutta la scala gavetta per una nota azienda di Pordenone, per altre noti service, okay, che lavorano per le varie dirette TV e lì ho fatto veramente di tutto come operatore, dal calcio ai reality, mi ricordo ho girato il mondo, sono andato in Marocco, sono andato in Brasile, sono andato in Africa, ho girato tutto il mondo, tra reality o altri generi di trasmissioni come operatore, quindi anche come cameraman, e quindi ho una grande simpatia per la categoria. E cosa ho imparato in questo ambito? Ho imparato la velocità di esecuzione e quello che è anche un ambito, diciamo, una piramide, no? Saper lavorare in gruppo con ognuno delle responsabilità e la velocità. Parallelamente però con mio socio portavo avanti questi video fatti più di fotografia, di un aspetto più plastico, più legato all'estetica, no? Per determinati marchi che nel corso degli anni crescevano
e quindi credo che l'essere riuscito a unire la qualità dei lavori che faccio, non per mio dire, ma per quello che sento dire in giro, e la velocità di esecuzione sia forse uno dei miei punti di forza e dei punti di forza anche della società che porto avanti col mio socio, che a questo punto anche nomino, si chiama Michele Codarin, perché dico il mio socio sembra un fantasma, no, una diciamo persona, no, ok, diciamo che il nome si chiama diciamo Michele nomi e Codarin. cognomi, è molto più bello. Sì, per questo fatico a capire, a seguire, cioè ho tanti percorsi paralleli e in questo si inserisce anche quello del cinema, che se vuoi approfondiamo, ma sono tutti percorsi paralleli proprio, paralleli. Paralleli, quindi la tua esperienza, come dicevo, è molto variegata, perché abbiamo parlato di spot, di cinema, di televisione, ho perso un pezzo, aiuto, non essendo Spot, cinema, TV, cos'altro? i corti. Sì. Hai qualche corto fuori in questo momento? Sì, anche lì, se vuoi parto dall'inizio, se vuoi ti rispondo subito a questa domanda. Subito, dai, che abbiamo tempi tecnici un po' cortini. Sì, ho realizzato un corto che ha fatto il suo percorso produttivo, ha avuto un riconoscimento dal Ministero e quindi dal MIBAC, che ora si chiama MIC, e poi dal FVG, il Fondo per l'Audiovisivo Regionale. E si intitola Il confine è un bosco e ha riscosso parecchio successo perché è stato selezionato a moltissimi festival internazionali anche di gran pregio. Quindi per chi ti volesse conoscere attualmente come lavori, come Giorgio Milocco o Quasar, Sì. assieme al tuo socio, Sì. il confine è un il confine è un bosco è il tuo lavoro più recente. Esatto, è il mio lavoro più recente, ne vado fiero, è stato un bel lavoro, è stato complesso, ok? Certo. Però il risultato mi sta ripagando delle fatiche. È stato bello, è stato un lavoro importante, soprattutto anche dal punto di vista della recitazione, sotto tutti gli aspetti. Nel senso che come fotografia c'è Deborah Vristi che oltre ad essere ormai una cara amica, è una direttrice della fotografia che ha girato parecchi film sia in Italia che all'estero, è molto brava e molto sensibile. L'attore si chiama Branko Zavrsan, è un attore sloveno che in Slovenia è molto famoso perché per esempio ha vinto anche il premio Oscar, nel senso che... Io ho visto il trailer, sai, quindi... Ok, sì, beh, su qualcosa, però voglio dire... Ti seguo. Posso fare in modo che tu lo possa vedere. Ecco, Va bene, molto volentieri. Anche perché ormai il suo ciclo sta terminando, no? Se no ti inviterei volentieri a un festival, ecco, ma il suo ciclo sta terminando. Però questo è il presente che sta quasi scivolando verso il passato. E se invece volessi... C'è un presente più presente. Ok, ci spoileri qualcosa che hai in arrivo? Posso spoilerare qualcosina, sì. Ovvero che un soggetto / trattamento che ho scritto assieme ad altri sceneggiatori italiani, tra i quali tra l'altro uno scrittore poeta molto importante di queste zone, che ora vive a Pavia, docente all'Università di Pavia, si chiama Flavio Santi, che saluto, se mai guarderà questa trasmissione o il link da qualche parte su internet. Una persona che ho conosciuto che in questo momento, con il quale in questo momento io ho un rapporto più epistolare però molto interessante, nel senso che dal nulla ci siamo messi in contatto con i social e abbiamo creato una sorta di amicizia. Da un suo libro abbiamo tratto un soggetto che è diventato poi un trattamento. Abbiamo presentato questo soggetto di nuovo al bando del MIC, che è il bando del Ministero al quale partecipano veramente tutta Italia, e 10 poi ne vengono selezionati e io ero tra questi 10 per quanto riguarda lo sviluppo. Quindi adesso si tratta di iniziare a portare a sceneggiatura e pensare a un percorso produttivo per questo film, che sarà un lungometraggio di finzione, una commedia grottesca che si intitolerà Statu Variabilis. E non posso ancora dire di più. Beh, perché ancora è un embrione, c'è un soggetto, ma
quando il film sarà, quando perlomeno la prima parte, quando il film sarà almeno scritto, definitivamente, chiuso, a quel punto potrò dire qualcosa di più. Ecco. Sì, è come quando nasce un bambino, nei primi 3 mesi non si fa sapere niente a nessuno e poi... Infatti. Senti Giorgio, io ti ringrazio per quello che ci hai raccontato finora, ti devo dire che purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione sta terminando. Quando ci si diverte il tempo vola. Sì, veramente, quando si ascoltano cose interessanti il tempo così passa in un attimo. Tu hai parlato di passione, di tanti ingredienti che portano a un risultato, anch'io ho usato degli ingredienti oggi per prepararti la ricetta che adesso ti faccio assaggiare. Grazie. Ecco Giorgio. Che bello. I pandoi di squette, quindi sono delle focaccine con ricotta, salvia e un po' di sale e pepe. Questo sarebbe il loro accompagnamento ideale. Assaggia pure. Buonissimi. Buonissimi. Dietetici soprattutto. Ma buonissimi, a parte gli scherzi, buonissimi. Quando ci sono le mie ricette, buttate la dieta, buttate la voglia di dimagrire, perché con le mie ricette sa poco da fare. Viviamo. Viviamo. Allora, queste focaccine che ho fatto Buone. oggi, che Giorgio sta mangiando tranquillamente, sono leggermente insipide, come le ho fatte io, perché andrebbero farciti con appunto formaggio, salame, prosciutto, quello che preferite, purché sia friulano. Se invece le volete servire così come sono, tagliate a spicchietti, aggiungete un po' di sale grosso sopra. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona settimana, ci vediamo sabato prossimo. Maman e Tigny si compte.